Nel weekend assolato di metà giugno, la città di San Donà di Piave ha proposto un fitto programma di eventi divisi tra ciclismo, sport e cultura. Si è partiti con il 53esimo circuito notturno Terzo Memorial Cestaro di venerdì 14, proseguendo con Bimbi in Bici e il primo trofeo Handbike, per concludersi nella domenica con il 62esimo Giro dei Tre Ponti, primo Memorial Boni e il Giro della Grande Bonifica. Sabato 15, in Piazza Indipendenza, si è svolto invece l'evento principale di grande impatto che ha coinvolto più di 1000 persone nell'happening gratuito Don't You Worry Child. Effetti speciali, interventi, filmati, esibizioni dal vivo di canto e ginnastica hanno unito l'attento pubblico sandonatese in una serie di contributi che hanno avuto lo scopo di infondere speranza e voglia di continuare in una situazione italiana dove tutto sembra non avere soluzioni certe. Lo sport, tema principale, è stato il filo rosso in un continuum attraverso il quale il prof Pietro Lombardo, del Centro Studi Evolution di Verona, ha sviluppato in una disamina atta a dimostrare che da situazioni difficili, credendoci, si possono ottenere risultati positivi. Infatti, l'ospite d'onore è stato l'ex olimpionico degli anelli della ginnastica artistica Yuri Keiki, che ha rivisitato la sua carriera mettendo in risalto le ripartenze verso traguardi prestigiosi, in contrapposizione agli infortuni che gli sono accaduti. Ho capito nella mia storia, piccola storia sportiva, che certe volte davvero nei momenti di difficoltà, nei momenti critici, ci sono delle forze, delle caratteristiche, delle potenzialità dentro di noi che ci permettono di uscirne e di fare del momento difficile un'opportunità. Lo è stato per me in momenti difficili, infortuni prima di gare importanti come i Giochi Olimpici, ne sono uscito e ho rivinto dopo questi momenti difficili. È un piccolo esempio di come ci si può fare, se ce l'ho fatta io ce la può fare chiunque, insomma è un messaggio spero di positività, come dicevi tu, per dire a tutti che anche se è difficile ci si può fare. L'iniziativa è stata di carattere no profit grazie al direttore generale della società Invent Energy in Action, Sante Bortoletto, che attraverso la divisione di Invent SRL Invent for You ha creato l'intero evento. Una realtà produttiva, sita a Noventa di Piave, che opera in un contesto etico in cui il profitto e prodotto sono fattori di progresso reale, diretti alla comunità e all'individuo di cui ne fa parte. A San Donà non abbiamo mai visto un evento con una piazza così piena e soprattutto notavo anche che le persone si sono fermate fino alla fine, cioè non sono andate via, quindi vuol dire che hanno trovato un contenuto, hanno trovato quello che speravamo, insomma un motivo per sperare e avere più forza interiore, ecco, per affrontare le difficoltà. Energie alternative del settore fotovoltaico diventano spinte per la divulgazione e formazione culturale di tutti. Siamo un grande paese, siamo delle persone meravigliose, abbiamo oggettivamente, io direi, una genialità genetica, ne abbiamo qui, cioè a mio fianco una persona che ne è una prova concreta, siamo persone intraprendenti, navigatori, poeti, artisti, per cui abbiamo tutti i numeri. Siamo un paese splendido, perché siamo un paese splendido, diciamocelo, certamente uniti si vince. Da soli preghiamo tutti, siamo tutti sulla stessa nave, come dicevamo durante la serata, e dobbiamo trovare una direzione comune, non dobbiamo pensare che chi è a prua è più bravo di chi è a poppa o viceversa. Un messaggio di speranza al quale hanno aderito il neoeletto sindaco di San Donà Andrea Cereser e l'assessore al turismo e ai rapporti con l'azienda provinciale per il turismo Giorgia Andreuzza, che nella veste di spettatori e politici hanno testimoniato la loro volontà di andare avanti. Una delle cose più difficili è vincere il clima di sfiducia, in alcuni casi anche di arrabbiatura che c'è nei confronti della politica per le risposte che non riesce a dare, e la cosa necessaria adesso, e l'abbiamo fatta già in questi mesi ma continueremo a farla, è dare speranza. Perché molte persone, quelle che hanno perso il lavoro, che hanno problemi di casa, che non riescono neanche ad acquistare i viveri per mangiare, ecco, hanno bisogno di vedere che alla fine di questo momento di difficoltà ci possa essere anche una opportunità, e credo che questo anche rientri tra i compiti di un'amministrazione, ed è per questo che la questione del lavoro diventa una priorità insieme alla necessità di creare comunità, perché le difficoltà sono conosciute da tutti. Rimane una grande risorsa da utilizzare, che è quella delle persone e delle relazioni tra le persone, che noi dobbiamo preservare e valorizzare.
Una kermesse che, tra fuochi artificiali in puro stile rock, ha lanciato il messaggio agonistico di vincere come gruppo al fine di non essere sconfitti singolarmente, per scardinare l'attuale circolo vizioso instauratosi in Italia, dal quale Pietro Lombardo e Sante Bortoleto hanno voluto andare in controtendenza all'interno del fare e del progredire.